Per la prima volta una zona rossa viene istituita all'esterno di un centro commerciale. Dopo quartieri sensibili, sottopassi, stazioni ferroviarie e terminal degli autobus, anche l'area perimetrale della nave De Vero a Marghera è da ieri oggetto di un controllo rafforzato da parte delle forze dell'ordine. La decisione è stata firmata dal prefetto Darcopellos, che ha motivato la misura come necessaria per prevenire comportamenti che possono turbare l'ordine pubblico e la convivenza civile e per consentire la fruizione in sicurezza della struttura commerciale. La zona rossa sarà in vigore in via provvisoria fino al 6 aprile. È una zona rossa a funzione dissuasiva, ha spiegato il prefetto, frutto di una sperimentazione condotta in accordo con le forze di polizia e il comune, a seguito di segnalazioni da parte di diversi esercenti. È un approccio flessibile, a geometria variabile, che ci consente di intervenire dove necessario, seguendo le indicazioni del Ministero dell'Interno. Soddisfatto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Questo è un segnale forte per individuare situazioni problematiche e coinvolgere la scuola e gli enti educativi. I ragazzi vanno responsabilizzati fin da piccoli, non per punire, ma per educare. La zona rossa ha un obiettivo di controllo e prevenzione, serve a far capire che certi comportamenti non devono più ripetersi. All'American Followers Food nel lungomare Adriatico di Sottomarina sabato 5 aprile sarà serata karaoke e musica by Diego. Menù libero sabato 5 aprile American Followers Food lungomare Adriatico 76 Sottomarina di Chioggia, Venezia. Per info e prenotazioni 351 914 0425. American Followers Food sabato 5 aprile menù libero. Sindacati uniti chiedono il rinnovo del contratto nazionale. Confindustria Veneto Est. Serve responsabilità riprendere subito il confronto. Mattinata di protesta ieri a Mestre. Centinaia di lavoratori del comparto metalmeccanico hanno sfilato in corteo dalla stazione ferroviaria a Piazzale Donatori di Sangue per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto da oltre un anno. La manifestazione, indetta da FIOM, CGL, FIM, CISL e WIL, ha visto la partecipazione di circa 1500 persone, mentre in parallelo molte fabbriche del territorio si sono fermate con adesioni altissime allo sciopero. Le segreterie dei sindacati denunciano l'immobilismo di Federmeccanica e Assital, accusate di non voler riaprire il tavolo di trattativa. Senza risposte, affermano Michele Valentini della FIOM CGL, Diego Panisson della WILM e Matteo Masiero della FIM CISL, la mobilitazione continuerà. Adesione altissima nelle fabbriche, dalla Fincantieri di Marghera a Leonardo di Tessera, da Piaggio a Scorzè fino a Speedline, la partecipazione allo sciopero ha toccato picchi del 100%, coinvolgendo anche appalti e aziende terziste. In alcuni stabilimenti come Peg Perego e Imesa si è registrato il 90% di adesione. L'appello di Confindustria: serve responsabilità. Sul fronte opposto Alessia Miotto, presidente del gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est, invita al dialogo. È necessario riprendere il confronto per affrontare una crisi complessa che coinvolge imprese e lavoratori. La proposta di Federmeccanica sottolinea mira a garantire competitività, tutela salariale e stabilità. I sindacati però insistono, l'offerta attuale copre solo l'inflazione, chiedono aumenti reali. 280 euro lordi in 3 anni, dichiarano, per riconoscere il valore di chi lavora. Le aziende hanno visto aumentare i profitti del 126% in 5 anni, mentre i salari non hanno tenuto il passo. L'obiettivo: un contratto giusto e dignitoso. Il mondo del lavoro metalmeccanico non si fermerà, concludono i sindacati, finché non arriveranno risposte concrete. Federmeccanica abbandoni l'immobilismo e torni al tavolo. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Il coordinamento comunale di Chioggia di Fratelli d'Italia, dopo aver appreso che il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, sta assumendo 10 agenti stagionali per la polizia locale, preparandosi ad affrontare l'estate con un organico
di 75 persone, sottolinea che il comune di Chioggia, con il doppio degli abitanti, si troverà invece a gestire la prossima estate con meno della metà degli agenti di Jesolo. Sottolineiamo che, pur considerando che il numero dei turisti aumenta in maniera molto più incisiva a Jesolo rispetto che a Chioggia, resta il fatto che la scarsa dotazione di agenti resta al di là di qualsiasi confronto, e nonostante i proclami di Armelao e Sattin che con il numero risicato di agenti in dotazione promettono l'impossibile, dai servizi serali e notturni ai controlli ai locali della movida, alla vigilanza al commercio abusivo. Purtroppo le parole sono una cosa e i fatti sono altro. La politica che sta governando Chioggia dimostra la mancanza di attenzione alle esigenze della città e la poca lungimiranza nell'accantonare risorse per la sicurezza, afferma il coordinamento, e sottolinea inoltre che se fosse stato dato risalto a qualche funzionario intermedio al posto di un paio di incarichi dirigenziali, le risorse per l'assunzione di una decina di agenti ci sarebbero state, e invece si sono assecondate le richieste anche irricevibili presentate dai sindacati, riducendo in modo drastico le forze in strada, portandole all'interno degli uffici. Per la prima volta dopo 40 anni la polizia locale di Chioggia non assicurerà più la pronta reperibilità notturna in caso di incidenti stradali gravi. Ultima disposizione del comandante Sattin, ricorda il coordinamento. Una perdita di efficienza che sarà difficilmente recuperabile e un danno di immagine, e Sattin aveva definito il reparto arretrato. Ricorda inoltre il coordinamento che in Consiglio Comunale era stata approvata la mozione per la dotazione e la sperimentazione di tesere e bodycam, ora lettera morta. Secondo il coordinamento queste carenze non possono che annunciare un disastro nella gestione della prossima stagione estiva. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'incidente che ha visto una vettura, un'Opel Astra, carambolare dal cavalcavia che porta a Viale Mediterraneo, divellere il guardrail, uscire di strada, capottarsi ed atterrare nello specchio d'acqua sottostante. Le due persone a bordo, marito e moglie insegnanti, sono stati immediatamente soccorsi da una coppia di pescatori che stava lavorando all'interno di un garage nella zona e che, sentendo il trambusto, si sono subito allarmati, correndo in aiuto senza pensarci due volte. In questi giorni la città intera è a loro riconoscente per il gesto altruista e generoso. Ciò gli sta venendo riconosciuto in tutti gli ambienti. È intervenuto il consigliere regionale Montanariello, che esprime il suo personale orgoglio per il gesto eroico compiuto da Matteo Costa e Andrea Doria, suoi amici, persone che vivono in un contesto che Montanariello ha sempre difeso. I due, oltre ad essere amici, con il loro gesto rendono orgogliosa tutta la nostra comunità, afferma Montanariello. Matteo e Andrea, pescatori di Chioggia, hanno portato la nostra città sotto i riflettori con un atto di coraggio e altruismo. Questo è il vero spirito della nostra gente, in netto contrasto con chi ci critica ingiustamente. Con loro abbiamo lavorato in passato, continua Montanariello, per migliorare il territorio, affrontando questioni che riguardano il quartiere, dalla viabilità all'occupazione abusiva di case ATER. Sono persone che si preoccupano della qualità della vita del loro quartiere e della comunità. Per onorare il loro gesto, il consigliere intende invitarli in consiglio regionale. Vogliamo esaltare questi gesti che fanno bene alla comunità e che servono da esempio. Sarà un onore omaggiarli e ringraziarli personalmente, conferendo loro gli onori che meritano. Siamo orgogliosi di loro e io in particolare sono orgoglioso di avere due amici così. Resta da capire però nella faccenda il ruolo tenuto dal guardrail. Abbiamo avuto ad esempio quello sulla Vempa a Marghera, che non ha tenuto
trattenuto in carreggiata al bus facendolo precipitare. Nell'occasione abbiamo avuto modo di appurare l'importanza di questo dispositivo di sicurezza che dovrebbe, in questo caso il condizionale d'obbligo, dovrebbe impedire alle vetture di uscire dalla sede stradale. Ogni strada necessita di un guardrail adatto a seconda della massima velocità consentita, della tipologia dei mezzi che la percorrono. Il guardrail che abbiamo sul cavalcavia e che dovrebbe servire a evitare un volo di circa 7 metri si è letteralmente accartocciato. Probabilmente la velocità della vettura era elevata e l'angolo di impatto ha avuto anch'esso un suo peso, tutte informazioni che si sono sentite dire ma che necessitano di indagini e di verifiche. Il succo è che il guardrail non ha tenuto, non ha svolto la sua funzione. Se così fosse, nessuna auto sarebbe precipitata nel fossetta. Chiederemo a chi di competenza di controllare i guardrail, almeno nei tratti in cui uscire di strada potrebbe essere catastrofico. Inutile controllare la stabilità dei ponti senza controllare anche questi dispositivi. Allora, sapete, per chi mi segue, chi ci segue, che sono sempre stato, molto, incisivo per quanto riguarda indicare la vaccinazione. Questa qui è una vaccinazione che va per quelli di una certa età. Voi sapete che ormai i 63 anni li ho compiuti e preferisco appunto essere coperto anche per questo tipo di eventualità, ce ne sono anche altre. Approfitto per ricordarvi l'importanza della vaccinazione sia per l'influenza che per il Covid. Allora, io ho tanti amici, a parte i soliti che vengono a fare commenti, sorvoliamo su che tipo di commenti, ma vaccinarsi, io ho tanti amici, tante persone che conosco, dicono ma tanto sto bene, preferisco non farla, non ho mai avuto problemi, eccetera. Ecco, però purtroppo, in particolare il vaccino, cioè l'influenza, è diventata sempre più aggressiva e poi potrebbe comportare tutta una serie di peggioramenti anche di chi magari ha altri problemi. Quindi non è solo una vaccinazione mirata a noi stessi, se pensiamo di no, a parte che nessuno è immune, può succedere a chiunque, ma è soprattutto a tante persone. Io conosco tante persone che anche con il Covid hanno avuto un ritorno di Covid, perché insomma questi anni ce lo siamo passati un po' tutti, ma chi non era stato vaccinato, oppure quando la vaccinazione è stata fatta anni addietro, poi ha avuto, soprattutto chi aveva il diabete o altre patologie, si è trovato veramente in situazioni che sta continuando a portare avanti. Quindi non mi paga nessuno per fare questo, non mi pagano le grandi aziende, magari mi pagassero le grandi aziende, lo faccio proprio perché penso che sia un bene per la comunità e soprattutto per quelli più fragili, gli anziani, ma anche su persone. Ultimamente sapete che chi si loda si sboda, ma sono uno di quelli che legge i giornali e recentemente proprio nel Veneto, a Padova in particolare, sono venute a mancare addirittura 3 persone giovani, molto giovani, che con l'influenza non avevano patologie e però hanno avuto risultati purtroppo così. Adesso approfittiamo qui della dottoressa Francesca Capretta che ci fa il vaccino. Allora, appoggiato alla sedia. Sì. Appoggiato, braccio morbido. Braccio morbido. Così. Ok, bene. Esatto. Perfetto. A posto. Grazie mille. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.